Evidentemente bisogna fare il giro, come si dice. Io mi sento assolutamente, completamente sarda di cultura, formazione. Sono nata a Cagliari, vissuta ad Oristano fino ai miei 18 anni, dove ho fatto il liceo, dove mi sono completamente formata. Quindi è una cultura che sento fortemente, invecchiando la sento ancora di più, perché è una cultura immersa in un arcaismo molto forte e allo stesso tempo in una modernità accelerata, anche soltanto per il bisogno di mettersi in contatto col mondo oltre l'isola. Solo gli isolani sentono così forte, no? Sempre una spinta verso l'esterno. Questa spinta che ha spinto altri, oltre me, chiaramente fuori, ha fatto di noi, per qualcuno un esule, per qualcun altro semplicemente un migrante. Fatto sta che questa grande formazione poi, successiva ai 18 anni, a Firenze prima, a Roma poi, tuttavia mi ha sempre visto ritornare. Mi ha visto ritornare sia fisicamente, perché ho i parenti qui, gli affetti qua, e uno smodato amore per la terra, e che per una continuità culturale che io ho sempre cercato in questi anni e che finalmente adesso, alla soglia dell'anzianità, si può dire, no, viene riconosciuta in Sardegna. Fa molto piacere essere ritornata a ragionare sulla Sardegna e con la Sardegna. Così non si può dire certo nemo perfetto in patria, ma soprattutto perché c'è una continuità culturale. Questa continuità culturale è stata lucidata, tra virgolette, in questi anni con delle collaborazioni eccellenti. Ho la fortuna di essere stata ascoltata, accolta e portata in giro da Paolo Fresu, con cui ci accingiamo a fare un nuovo lavoro, che è un punto di vista eccellente nei rapporti della grande arcaicità della Sardegna e della supermodernità invece nel ripensare la propria storia e le possibilità di evoluzione dei mondi culturali. E adesso sono felicissima di questo incontro che la Sanzio ha reso possibile con Marcello Fois, che è uno scrittore che io veneravo prima che ci fosse questo incontro, proprio perché sa dare voce in maniera universale, molto russo, è un sardo russo praticamente, sa dare voce a quelle istanze che non sono mai di folclorismo riguardanti la Sardegna, ma sono sempre soltanto di analisi della contemporaneità, del presente o dell'antico, con un piglio storico e antropologico senza pari e con una prosa che tutti li conosciamo, che oscilla tra un'asciuttezza laconica, a volte disarmante, e ogni tanto questa apertura lirica, poetica molto forte. Sono stata felicissima di questo incontro, che è stato un incontro anche felice personalmente, se non altro per la sua estrema disponibilità e per la possibilità per me di avvicinarmi alla lingua nuorese, perché avevo solo cantato precedentemente in limba. È una lingua molto conservativa, quasi un latino, con degli ispanismi dentro bellissimi. È una lingua molto musicale e che ho sempre pensato potesse unire, anche soltanto perché ha uno statuto letterario ufficiale, non come è successo alla lingua di Manzoni, mica per altre ragioni ideologiche, però potesse unire tutta la Sardegna. L'effetto che questa lingua, applicata ad una favola così semplice come il buchettino, che Marcello Fois ha stravolto riportandola ad un complesso antropologico autenticamente sardo, sostituendo all'orco sasurbile, che è questa strega vampira che ammazzava i bambini, lo ha reso ancora più forte. Ha creato un antagonista, un piccolo teracheddu che sarebbe l'orchessa, questo piccolo adolescente schiavetto della Surbile, con una lingua meravigliosa che mi auguro che tutti domenica almeno vogliano ascoltare. È una versione che comunque riprenderemo, abbiamo avuto pubblico e nuorese e istranzu, come si direbbe, e ha funzionato sempre perché è anche un linguaggio
metaforico e fortemente simbolico e musicale che arriva a tutti, di questo sono certa. Dunque, prima di tutto questo spettacolo fa propria una necessità e un diritto fondamentale dell'infanzia, che è quello di misurarsi con la paura. Certe precauzioni, francamente ipocrite, del nostro tempo, tentano di proteggere i bambini, peraltro esposti tutti i giorni a una violenza disarmante, a uno sfruttamento dell'immaginario, delle idee, a una pochezza spesso, no, culturale, mentre la fiaba classica, come questa che è di Perrault, ma riportata poi dai Grimm, e sono le strutture classiche delle fiabe, propongono un percorso attraverso la paura. Questo in particolare, questa storia, che è la storia di Pollicino, di fatto, che in questo caso si chiama, in una delle versioni possibili, un'antica versione toscana, Buchettino, questa fiaba ha per l'appunto un protagonista minuto, piccolo, limitato fisicamente, che ha questo che dà una compensazione di tipo intellettuale, è un grande ascoltatore, viene detto, non parla ma ascolta, è più intelligente degli altri, trova delle soluzioni come un piccolo eroe greco, attraversa molte fasi del male, un male estremo, l'orco, la sevizia, la paura di morire mangiati, che è una paura atavica, la prima paura dell'infanzia, riconducendosi così ad un patrimonio che è etno-antropologico dell'umanità, ma una profonda necessità dell'infanzia. Chi non è infante e viene a vederlo, in ogni caso ha una perfetta, diciamo, la possibilità di ritrovarsi a rivivere le stesse emozioni dell'infanzia con un linguaggio che è poco psicologico e molto d'azione, simbolico e archetipico. La fiaba ha volutamente rispettato un linguaggio un po' aulico, non sempre riconducibile al linguaggio di tutti i giorni, perché è il linguaggio della favola, l'andamento della favola è rispettato anche musicalmente. E così gli orrori non sono, come dire, non sono ridotti, non sono anestetizzati, e i bambini gradiscono molto questa forma di rispetto. Io sono contenta come una Pasqua, punto. Sono molto contenta perché i segnali di fortuna, anche di gioia, che dà questo mestiere c'erano già da diversi anni. Mi trovo a pensare che in fondo è da parecchio tempo che non faccio proprio una schifezza, perché poi capita nel nostro mestiere, cioè uno non ha la palla di cristallo, non si può veramente conoscere fino in fondo l'esito di un lavoro. E il dato di rischio e coraggio che ci vuole in questo mestiere corrisponde abbastanza a quello di un imprenditore, con la differenza degli introiti, radicale. Ma in questo, e proprio per questo, ricevere il consenso da parte di addetti ai lavori e di un premio per me storicamente toccante, perché Franco Quadri fu il primo critico che si accorse di me, che scrisse qualcosa tipo attenzione a quella lì. Poi non ho avuto momenti di ribalta forte per molto tempo, senza soffrirne peraltro, perché era molto più importante per me fare delle belle cose, e così dovrebbe essere ancora, però come nascondere la gioia estrema per questa candidatura. Sono molto contenta. Crepi.